C'entro anch'io, c'entro anch'io. Rieccoci a Centro Anch'io, grazie per essere con noi. Vi raccontiamo oggi San Rocchino e Costalunga. Situato a nord-est di Brescia, San Rocchino è il territorio più urbanizzato del quartiere, con una parte collinare che prosegue fino a Costalunga. È un bosco cittadino ad un passo dalla città. L'ospedale civile, primo nosocomio della città, costruito nel secondo dopoguerra, ha certamente condizionato lo sviluppo del quartiere e la sua viabilità. Comodissima è la stazione metro ospedale. Diversi sono i reperti storici presenti nel quartiere, tuttora visibili. In via Riccobelli c'è una strada romana. Durante il regno di Augusto e Tiberio viene costruito un acquedotto lungo circa 23 km. Nel 1454 Marino da Montelupo costruisce l'oratorio dedicato a San Bernardo e attorno alla chiesa si forma un piccolo borgo, ora esteso fino a via Garzetta. Il proverbio di oggi è questo: per fa de papa bisogna essere bu a falsa crista, e andiamo a chiederlo a clienti che stanno in un locale molto dolce. Guardate che bello qui da Castelvedere, noi torniamo sempre volentieri qui in via Padana Superiore a Castagnato. C'è già ovviamente un grande allestimento di dolci, nello specifico di uova di Pasqua di tutte le qualità, di tutte le misure, di tutti i pesi, anche di produzione propria di Castelvedere. E tra le uova di Pasqua abbiamo trovato questa bella signora che si chiama... Io Nadia. La signora Nadia. Lei signora Nadia di Brescia, della zona? Brescia. Benissimo, quindi il dialetto lo conosce, lo parla, lo capisce? Ma non so i cosi. I cosi? Ah, i proverbi? Allora, signora Nadia bella, provi a leggere qui. Per fa de... Per far de papà Che bisogna... de papà, dove sta l'accento? Papà. Bisogna essere bu a fare il sacristà. Sacrista? Che significa per fare papa bisogna essere Buddha e fare il sacrista? Non so. Ha capito qualcosa? Sa tradurlo? Neanche tradurlo? Anche tradurlo. Ma niente, non ha capito neppure una parola. No, guardi, lasci stare. Niente. Vabbè, allora continui con la spesa qui da Castelvedere che ce l'è in abbondanza. Grazie signora Nadia. Alessandro, caro signor Alessandro, qui da Castelvedere, vedete ci sono pure le uova di cioccolato bianco e c'è un vastissimo assortimento, lo stavamo dicendo poco fa con la signora Nadia. Allora lei è bresciano, signor Alessandro? Sono bergamasco. Ah, bergamasco. Orgogliosamente bergamasco. Vabbè, sai che poi tra poco diventiamo anche ancora più amici, se già Bergamo, Brescia, cultura. Amici in tutti i settori, meno che nel calcio. Vabbè, vai, ci sta un pochetto di competizione, di campanilismo, almeno in ambito sportivo. Senta Alessandro, vabbè, ma da Bergamo a Brescia, da quanti anni sta a Brescia? Sono esattamente 26 anni. 26 anni. 26 anni, rapito dalla moglie in quel di Bergamo e portato a Brescia. Esatto. Vabbè, il dialetto bergamasco, il dialetto bresciano, insomma. Sì, dipende poi dalle zone di provenienza, perché noi nella bassa bergamasca abbiamo un dialetto piuttosto aspirato, piuttosto ruvido, capito? Vabbè, provi a leggere questo. Per fa de papa. Per fare papa bisogna essere bu a falsa crista. Cioè, cosa ha capito, signor Alessandro? Bisogna partire sempre e sempre per Iannaria. A Bergamo si dice sacrista? Sagrestà. Sacrista, vabbè, sì, anche qui effettivamente. Sì. Va bene, è proprio vero, ha ragione, è stato un bel insegnamento signor Alessandro e bisogna cominciare bene, è il segreto per fare carriera, insomma, è il segreto di ogni carriera o mestiere, quindi si parte dal basso con umiltà. Ok. Grazie, arrivederci, ciao da Castelvedere, arrivederci a tutti. C'entro anch'io.